Esito della votazione: 35 presenti, 32 favorevoli e 3 non votanti, quindi la mozione numero 397 viene approvata. Il Consiglio regionale straordinario per ribadire che il Veneto non si fa pestare i piedi, ribadire che il Veneto non si fa rosicchiare i confini, ribadire che come Consiglio regionale, la più alta istituzione democratica della regione, siamo venuti nel luogo dove appunto qualcuno cerca di portarci via un po' di nostra montagna. La montagna è sempre stato il luogo in cui le persone si sono trovate, si sono strette le mani, hanno collaborato. Ridurre una questione di questo tipo con oscuri decreti romani non fa il bene della montagna, quindi noi siamo per sperare in una nuova ripresa dei dialoghi con chi verrà eletto in provincia a Trento, perché ripeto, con i decreti e con i ricorsi in tribunali non si fa il bene della montagna. Una grande giornata oggi per tutto il bellunese, un omaggio alla montagna di tutto il Veneto, non dimentichiamo la montagna vicentina e veronese, ma il Consiglio regionale che sale a 3000 metri, anzi di più, a 3260, poi con la visita alla punta di Marmolada, credo che sia una cosa, abbia un grande significato. Insomma, volevamo farla, l'avevamo pensata ancora nel 2015 in occasione di alcune cerimonie qui in Marmolada. Ringrazio il Presidente Ciambetti che è riuscito a organizzare e ovviamente ringrazio tutta la struttura, perché non è stato facile riprodurre in piccolo una sala consigliare qui in Marmolada. Credo che i messaggi che oggi i consiglieri hanno voluto lasciare agli atti siano il giusto inizio di un percorso, anzi con i dati che hanno dato anche gli assessori, una continuazione dell'impegno che la Regione Veneto dà nei confronti delle sue terre alte.